Ciao a tutti. Ieri ho pubblicato la notizia della morte del funerale del Don Giacomo Tagliabue, anzi non solo la notizia, ho pubblicato anche il suo testamento spirituale e siccome sto canale qui è del 5 anni e Don Giacomo invece è andato via nel 2014 dopo 3 anni che l'aveva fatto curare. E allora vabbè, per ricordarlo farò ancora qualcos'altro, però stasera mi viene in mano il sunnet che ho scritto qua la compì i 75 anni. Come sappiamo i 75 anni è l'età in cui poi i sacerdoti lasciano l'incarico, salvo poi che il vescovo gli chiede di mantenere ancora per del tempo. E allora lui compiva la vigilia dell'Epifania e tra il 3 e il 5 gennaio del 2014 costruisce il sunnet che festa col Magun per i 75 anni del Don Giacomo Tagliabue a Dugnano. Col Magun perché il Magone perché era una festa ovviamente per lui, perché però sapevamo che sarebbe poi da lì a qualche mese partito. E niente, vi la lascio così come uno dei ricordi per Don Giacomo. Don Giacomo, quando è di occasione questa, in 2 d'obbligo lui compì anni, 75, succedono di roba strana, in un dì che tutti vogliono sia una festa. È inutile che fan finta, ma in la testa hai tanti auguri e al suonare di campan se miscen i pensieri sul compleanno perché vuol dire che a mo' poco tempo chi resta. È la legge della Gesa e le opinioni e i desideri e tutto il resto var niente, ma restano i consigli, i dei, le azioni, il ves om, pret, amis, padre presente, le festa, anche se festa col magun, perché il Signore ne sta sempre a rente. Grazie anche a Don Giacomo, grazie a Via Tertucci, grazie a chi l'ha ricordato e se vedo presto. Ciao a tutti!